ci stanno ascoltando da casa, che ci stanno ascoltando in live, magari la registrazione. Buonasera a tutti i nostri fan dell'estero, buonasera a tutti quelli che ci guardano da oltreoceano. Questa sera, per iniziare, voglio leggervi un salmo che mi sta particolarmente al cuore, che è Salmo 24. Se avete le vostre Bibbie lo potete aprire. Probabilmente chi è qua in chiesa da più tempo riconoscerà qualche versetto sul quale è basato qualche canzone, oppure se fate parte del ministero di lode. Salmi capitolo 24, un salmo di Davide. Dice così la parola del Signore: al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È il Signore, forte e potente, il Signore potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È il Signore degli eserciti, egli è il Re di gloria. Possiamo alzarci in piedi per pregare e iniziare così il nostro culto, accompagnati dalle parole di questo salmo. Padre, in questo momento noi ti invochiamo perché riconosciamo che solo tu, Padre, meriti la nostra lode, la nostra adorazione, e così come Davide all'epoca, noi oggi vogliamo onorarti attraverso le nostre parole, attraverso il nostro canto, attraverso le nostre mani, le nostre azioni, e ti chiediamo, Padre, che tu possa farti sentire qui in questo culto, in mezzo a noi, in un modo o nell'altro, attraverso la lode, attraverso la predica che sentiremo tra poco. E ti ringraziamo, Padre, perché riconosciamo che siamo qui oggi solo grazie a quello che tu hai fatto in primis per noi, e solo perché tu ci hai dato questa opportunità di stare qui insieme come fratelli, come Chiesa. Dichiariamo questo e ti ringraziamo ancora più volte, Padre, perché sappiamo che possiamo rivolgerci a te per via del tuo amato Figlio. Ed è sempre attraverso Lui che noi ti preghiamo. Nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo insieme. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza, eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre, se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza, eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre.
eterno, Dio eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre, se cado mi rialzerai, mi difenderai, custodirai la mia vita. Continuiamo ad adorare il Signore. Sono qui nella tua presenza, penso a quello che hai fatto e farai a me, e aspetto con pazienza che la tua voce arrivi in fondo al cuore. Santo, giusto, fedele fino alla fine, salva, guarisce e non mi abbandonerà. Io ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Sono qui nella tua presenza, penso a quello che hai fatto e farai a me, e aspetto con pazienza che la tua voce arrivi in fondo al cuore. Santo, giusto, fedele fino alla fine, salva, guarisce, non mi abbandonerà. Io ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Proteggimi, è la promessa, sì, il tuo amore durerà in eterno. Proteggimi, è la promessa, sì, il tuo amore durerà in eterno. Ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Signore, che noi possiamo ascoltare la tua voce questa sera, Signore, che noi possiamo seguire quello che tu vuoi indicarci, il cammino che vuoi indicarci in questa notte, Padre. Ti chiedo che noi possiamo essere davvero una generazione che possa fare grandi cose per te, Signore, che possiamo compiere tutto quello che hai progettato per ognuno di noi, Signore. Che tu possa riempire i nostri cuori con la tua pace, con la tua gioia, che possa riempire i nostri cuori con la tua tranquillità, con il tuo amore, con la tua serenità, Signore. Che possano i nostri cuori essere curati da te, Signore,
e che possiamo trovare il rifugio che tanto speriamo di trovare, Signore. Ti ringrazio, Padre, per la persona che sei, per l'amore che ci dai ogni giorno, per l'amore che ci hai dato questa settimana e che continuerai a darci, Signore. Ti ringrazio per la tua persona, per il sacrificio di Gesù in croce, Signore, e che noi possiamo continuare a lodarti con i nostri cuori ripieni della tua bontà, del tuo amore, cuori ripieni della tua presenza, Signore. Che la tua presenza, che so che è capace di farlo, possa cambiare ognuno di noi in questo momento, in questa sera, Padre. Amen. Osanna su nei cieli, Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Servire Dio, la fede in Lui, la fede in Lui. Sappiamo che risveglio verrà se noi preghiamo Dio e lo innalziamo. Cambiami, Signor, cambia il mio dolore, fa che la tua volontà sia fatta in me. Fa che ami come te, apri gli occhi miei, tutto ciò che ho è tuo per sempre. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna,
Osanna, Osanna su nei cieli, Osanna su nei cieli, Osanna su nei cieli. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amore ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amore ci avvolge. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amore ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amore ci avvolge. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amore ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amore ci Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta
Spirito, con la tua presenza sia fatta la tua volontà e mi miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Signore Padre, è evidente quando tu sei in mezzo a noi, Signore, è evidente quando tu stai agendo nelle nostre vite, Signore. Signore, ti ringrazio perché sei potente per cambiare ogni situazione, potente per cambiare ogni cuore, potente per cambiare qualsiasi cosa. Sei potente per fare a tal punto di riuscire a fare miracoli, Signore. E questo è il Dio in cui crediamo. Questo è il Signore che ci sta accanto e che desidera un rapporto più profondo con noi ogni giorno. Signore, ti ringrazio per la tua bontà, per il tuo amore, perché vedi qualcosa in noi che noi non riusciamo a vedere, Signore, e perché riesci a dare uno scopo alle nostre vite, Padre. Ti ringrazio per tutte le persone che sono qua riunite nel tuo nome, Signore. Tutte le persone che sono qua perché ti stanno cercando una parola tua, Signore. Che tu possa benedire la vita di ogni persona qui presente, Signore. Che tu possa stare al loro fianco, Padre. Che tu possa dirigerli verso la tua via, Signore, e che loro non possano mai sviarsi da ciò. Che possiamo essere più saldi nella fede, Signore, che possiamo essere sempre più vicini a te, che possiamo cercarti ogni giorno di più, Signore. Lasciare da parte le scuse e cercarti. Non so, Signore, se c'è qualcosa che sta magari bloccando una crescita spirituale nel gruppo giovani, ma Signore ti chiedo che possa cadere questo muro, Signore, che possa cadere questa prigione, Signore, che noi possiamo essere liberi in te, Signore, che possiamo sentire la libertà che solo tu puoi darci e possiamo avvicinarci sempre di più a te, Signore, al Dio che è capace di fare miracoli. Ti ringrazio, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi.
Ciao a tutti, a chi non ho visto ancora, buonasera. Tutto a posto? Sì? Ecco. Chi è qua per la prima volta? Alza la mano. Seconda? Niente. Terza? Perfetto. Un grandissimo saluto anche a quelli che ci seguono da casa, che guarderanno la registrazione dopo. Perfetto. Bene, settimana scorsa, no, Samuel quindi ha iniziato a fare le esposizioni di Galati, che è quello che ci metteremo adesso a studiare, e quindi in questo momento volevo invitarvi ad aprire le vostre Bibbie, siano cartacee, siano quelle col telefonino, in Galati capitolo 1, dal versetto 6 al versetto 10. Galati. Dice così: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vi vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Preghiamo. Signore, nel nome santo di Gesù, che questa parola possa veramente cambiare la nostra vita, cambiare, Signore, la nostra maniera di pensare, perché è così che il Vangelo fa dei risultati e ci dà dei risultati nella nostra vita, affinché possiamo, Signore, essere diversi da come siamo entrati qua, che il tuo Vangelo abbia, Signore, veramente un'applicazione non solo pratica, ma un'applicazione diversa da quella che siamo abituati, Signore, a chiedere soltanto a te, ma che sia, Signore, sbloccato qualcosa di nuovo e che sia attivato, Signore, qualcosa di nuovo nella nostra vita attraverso questa parola. Nel nome santo di Gesù, così ti chiedo. Amen. Molto bene. Settimana scorsa, come abbiamo visto, no, Samuel ha fatto un po' il riassunto di quello che è la lettera ai Galati, e vorrei, in base a quello che ha parlato un po' Samuel settimana scorsa, anche aggiungere qualche cosina, perché faranno differenza in questi versetti che studieremo oggi qua. Quindi Samuel vi ha portato, no, quello slide in cui c'era appunto la Galazia, che era la regione in cui Paolo ha indirizzato la lettera. Come abbiamo visto nei primi versetti, non era direzionata soltanto a una chiesa, ma a tutta la regione, quindi molto probabilmente tutta la regione ha visto, no, ha letto la lettera di Paolo, e molto probabilmente fu stata la prima lettera scritta dall'Apostolo Paolo. Quindi alcuni storici dicono che forse prima Tessalonicesi, Galati, sono le prime lettere. La lettera ai Galati è la lettera più apologetica che noi troviamo nel Nuovo Testamento. Cosa vuol dire apologia? Cioè difendere qualcosa. E se noi guardiamo il contesto, soprattutto oggi, tanti di noi dobbiamo essere un po' apologetici, no? Dobbiamo difendere la nostra fede. In una società in cui viviamo oggi, dove tutti noi abbiamo, diciamo, una sensazione di cui siamo stati attaccati a tutto il momento perché siamo solo dei cristiani, dobbiamo difendere la nostra fede, sia per un'ideologia diversa da quella che noi di solito viviamo, ma soprattutto di avere tutta la capacità di parlare e soprattutto di rispondere a delle domande che il mondo ci fa, o soprattutto che quando una persona viene da noi e ci fa una determinata domanda, che dobbiamo essere preparati e soprattutto per difendere esattamente quello che noi viviamo, o almeno cerchiamo di vivere, no? Quindi, come abbiamo visto settimana scorsa, questa lettera dell'Apostolo Paolo era indirizzata a tutti quelli che vivevano in questa provincia, cioè in questa regione.
Però noi dobbiamo capire anche che quella era una regione pagana, non era una regione, come abbiamo visto la scorsa volta, quando abbiamo studiato la lettera di Giacomo, era indirizzata magari a quelli che appartenevano già a un giudaismo, cioè che erano già ebrei. Queste erano persone appunto che erano pagane, cioè che non conoscevano il Vangelo, erano persone che erano, cioè, diciamo, privi di conoscenza del Vangelo. Quindi quello che l'Apostolo Paolo va a combattere non era soltanto il giudaismo, quello che volevano appunto inserire all'interno della Chiesa, perché tante persone dicono che la prima Chiesa è stata fondata appunto a Gerusalemme, ma tanti altri storici dicono che non è vero, perché cioè, Gerusalemme, la Chiesa di Gerusalemme era soltanto una continuità di quello che era il giudaismo. La vera Chiesa, cioè la prima Chiesa nata, è stata in Antiochia della Siria, cioè dove c'erano tutte le persone, tutte le etnie che vivevano insieme e che dava appunto questa continuità, e non soprattutto la continuità, ma dava soprattutto quella essenza della vera Chiesa. E l'Apostolo Paolo quindi stava cercando di combattere questa cosa. Vale anche dire che questo popolo è passato dal paganismo al cristianesimo senza vedere appunto cos'era il giudaismo. Questa è una cosa molto importante. E quindi una cosa che l'Apostolo Paolo in questa lettera va a combattere era appunto la legge. Però dobbiamo tenere, cioè soprattutto pensare che sia una cosa molto chiara nella nostra mente, che la legge non è una cosa brutta. Ok? La legge non è una cosa brutta. Perché non significa che noi adesso dobbiamo pensare che la legge sia cattiva, oppure che adesso non dobbiamo guardare la legge, che questa sia proprio una scusa per peccare. Non è questo che l'Apostolo Paolo stava dicendo. Quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo, appunto, è che il vero Vangelo non deve guardare solo la legge, ma deve guardare esattamente quello che Gesù ha fatto. Questa è l'essenza della lettera. Quindi, quando Paolo stava difendendo il Vangelo, non stava difendendo soltanto il vero Vangelo, ma stava difendendo anche il suo apostolato, perché in quell'epoca girava una voce che l'Apostolo Paolo non era in grado di parlare esattamente del Vangelo di Cristo e che lui non era un apostolo di Cristo. Perché? I veri apostoli erano quelle persone che hanno vissuto con Gesù, che hanno camminato con lui. E siccome l'Apostolo Paolo non è stata questa persona, che tutti noi, cioè, ricordiamoci del capitolo 9, gli Atti degli Apostoli, quando l'Apostolo Paolo ha avuto quindi un incontro con Gesù nella via per Damasco, quindi tutti dicevano che l'Apostolo Paolo non era un apostolo vero, che lui era soltanto una persona che parlava di questo Vangelo, ma che non aveva l'autorità. E quindi la lettera ai Galati viene proprio, suddivisa in 3 blocchi, così. Capitolo 1 e capitolo 2, dove lui va a difendere il Vangelo e il suo apostolato. Capitolo 3 e capitolo 4, dove lui darà la dottrina. E il capitolo 5, dove farà il suo sermone più pratico, quello sermone più morale. E il capitolo 6, dove fa i saluti finali. Quindi, quando l'Apostolo Paolo va a difendere il suo apostolato, le persone non immaginavano che lui avesse magari, vissuto 3 anni circa in Arabia, dove lui ha vissuto esattamente con Gesù Cristo, dove lui dice che ha ricevuto il suo Vangelo direttamente da Gesù Cristo. Nei capitoli precedenti, soprattutto nei versetti successivi, noi vedremo un po' di quello che l'Apostolo Paolo ha vissuto con Dio in questo momento, con Gesù Cristo. Ma comunque, questa accusa che l'Apostolo Paolo ha subito gli ha permesso appunto di dare esattamente un po' l'idea di quello che lui aveva vissuto, ma soprattutto dell'autorità che lui aveva del vero Vangelo. Molto bene. Io spero tantissimo che negli ultimi mesi di cui abbiamo visto non solo la lettera ai Colossesi, ma soprattutto le altre lettere, che noi abbiamo già una certa idea di quello che è il vero Vangelo, giusto? Falsi profeti, però questa è una situazione un po' diversa. Perché di solito noi esseri umani cerchiamo di mettere i pagani da questa parte, cioè quelli che non credono ancora in Gesù Cristo, ma quelli che credono già in Gesù Cristo ma che hanno magari una legge da questa parte qua.
Quello che l'Apostolo Paolo stava facendo era esattamente combattere questa cosa. E molte volte, quando noi sentiamo un qualcosa e che sembra molto assurdo, noi facciamo già distinzione di questa cosa, diciamo no, questa qua è un'eresia, ma questa roba qua no, perché noi non siamo proprio abituati a capire esattamente quello. Quindi, quando noi guardiamo appunto i Galati, il nome Galati viene appunto per quel popolo, come vi dicevo, che viveva in quella zona là, che erano i Gali oppure i Galos, che dava proprio il nome di quella regione. Era una regione greca, ok, ma che poi viene stata sconfitta dall'impero romano. Perché questa cosa è importante capire? Perché nel momento in cui Paolo inizia a scrivere questa lettera è indirizzata e cambia tutto nel momento in cui noi riceviamo una certa lettera, no? Perché la maniera come scrivo, ad esempio, alla mia moglie non è la stessa maniera come scrivo, ad esempio, al mio datore di lavoro, giusto? Non è che gli mando il bacino, non è che gli dico ti voglio bene, perché a volte non è proprio così. Quindi la maniera come scriviamo vuol dire tanto a chi stiamo indirizzando questa lettera. E la maniera come le persone sono abituate magari a ricevere questa lettera e soprattutto la maniera come viene interpretata questa lettera. Cioè, la cosa, come vi ho detto, è che l'Apostolo Paolo usa dei paragoni, dei contrasti, appunto per esporre il Vangelo in maniera chiara. Perché i greci erano chiari, cioè cercavano appunto di avere questa razionalità, loro erano molto più razionali, loro erano molto più, diciamo, chiari con le idee e avevano bisogno quindi di una spiegazione più chiara di quello che era il vero Vangelo. Era diverso, ad esempio, scrivere una lettera a tutti i giudei, perché capivano già la lettera, cioè la legge, sono cresciuti a casa, sentivano magari i loro genitori parlando della legge di Mosè, di Isaia, parlavano della legge. Era diverso parlare, ad esempio, con un popolo che non aveva mai sentito parlare di Gesù Cristo, perché loro si sono innamorati del Vangelo e si sono convertiti quindi al Vangelo. Molto bene. La libertà di Paolo, come vi dicevo prima, predicata, non era una libertà che gli permetteva di avere un libertinaggio, cioè sono cose diverse. La libertà non è libertinaggio, sono due cose talmente diverse. E quello che l'Apostolo Paolo quindi, il fulcro di questa lettera, è che lui va a combattere la legge dicendo che lo spirito è la cosa più importante. Cioè la legge contrasta contro lo spirito e le due cose non possono camminare insieme. La legge, uccide, ma lo spirito vivifica. Questa è l'essenza. Bene, tornando quindi al testo. Il versetto 6, Paolo dice così: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Molto bene. Il primo punto che vorrei lavorare quindi con voi stasera è l'importanza di avere un fondamento solido. Noi abbiamo visto in questi mesi che è molto importante capire esattamente l'essenza del vero Vangelo. Quando noi abbiamo una base solida, cioè quando andiamo ad esempio a costruire una casa, giusto? Qual è la cosa più importante di una casa? È la base. Quanto più profonda è la base, più solida è quella casa, quella costruzione. Quindi, quando l'Apostolo Paolo inizia quindi a parlare di questa cosa, che loro dovevano avere una base più solida, quello noi possiamo applicare anche nella nostra vita. Quando noi conosciamo esattamente quello che è la Bibbia, quello che è il vero Vangelo, sarà molto difficile essere magari portati da una parte e dall'altra. L'Apostolo Paolo usa questo termine nel capitolo 4 degli Efesini, versetto 29, se non mi sbaglio, 24, che dice che noi siamo come bambini sballottati che vanno di là e di là. Cioè, nel momento in cui noi conosciamo la verità, è molto difficile che una persona venga a dirci esattamente una bugia e che noi capiamo subito che quello non è vero. Non siamo sviati proprio dalla verità. Quindi questa è l'importanza di avere una base solida. Anche Gesù Cristo, quando stava spiegando che
la differenza è la base per le due persone che hanno costruito la casa, diciamo così, una sulla sabbia e l'altra sulla roccia. La cosa interessante è che la differenza tra queste due persone è la base, perché la tempesta arriverà comunque, i problemi arriveranno comunque, ma quello che fa la differenza è la nostra base, cioè sono le nostre fondamenta. Nella vita di un cristiano noi dobbiamo avere ben chiaro in testa nostra che le basi sono le cose più importanti. Perché dico questa cosa? Adesso si stanno svolgendo qua in chiesa dei corsi teologici, corsi che partono dalla base e che arrivano anche a livello intermediario, giusto? Perché è importante? Io credo che la parte, magari non so, di svolgere, cioè il pastore, di diventare un pastore, di diventare qualsiasi cosa all'interno di una chiesa, questo vuol dire di avere magari una chiamata dalla parte del Signore. Ma quello che io credo è che sia un obbligo di tutti i cristiani di studiare la Bibbia, di sapere esattamente di quello che loro stanno difendendo. Perché quello che l'Apostolo Paolo stava facendo qua è difendere la sua fede. E noi dobbiamo difendere la nostra fede. Ma per difendere esattamente quello a cui crediamo, dobbiamo conoscere. Forse io vi ho già detto tante di queste cose qua, ma una cosa che io credo tantissimo è che il versetto che ha cambiato, diciamo, la storia del cristianesimo è il versetto di Romani, capitolo 1, versetto 17, quando Martino Lutero ha detto, ha letto, no, in questa lettera qua, che il giusto vivrà per fede. E qual è la base del Vangelo che l'Apostolo Paolo stava difendendo? Che il giusto vivrà per fede, che la salvezza non dipende da quello che io faccio, ma dipende unica ed esclusivamente in chi io credo. Era questo che l'Apostolo Paolo stava dicendo. Perché gli insegnamenti giudaizzanti erano quelli di dire esattamente a una persona che lui doveva magari, non so, circondarsi, fare la circoncisione, no? Dovevano seguire le leggi degli ebrei, dei giudei, che dovevano guardare il sabato, non dovevano proprio fare niente, e tutte queste cose appunto perché dovevano essere salvati. L'Apostolo Paolo sta dicendo, ragazzi, state vivendo della maniera sbagliata, non è così. Il Vangelo appartiene a quelle persone e soprattutto le persone devono credere che Gesù Cristo è morto, che Gesù Cristo vi ha acquistato, che Gesù Cristo è morto sulla croce e attraverso soltanto la morte di Gesù Cristo è che noi adesso possiamo avere appunto il libero accesso con il nostro Signore e questo è il vero Vangelo. Voi non dovete pensare che adesso, soltanto perché avete l'idea che queste persone sono arrivate in mezzo a voi dicendo che dovete appunto osservare tutte queste cose e che dovete appunto continuare a fare esattamente quello che vi dicono per avere appunto questa salvezza, ma non è vero. Il vero Vangelo è questo che noi vi abbiamo predicato. E la cosa interessante è nel versetto 8, che lui dice così, ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Alcune traduzioni portano l'idea che questa parola qua, anatema, è maledetto. Alcune traduzioni dicono proprio maledetto. Ma la verità è che il termine più giusto per questa parola qua è messo da parte. Cioè, nel momento in cui una persona inizia a parlare di una cosa che non è vera, è meglio che voi lasciate appunto questa persona da parte, che non dovete dare ascolto a questa persona. Questo è il termine più giusto di questa parola qua. E l'Apostolo Paolo continua, come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. E questo è un altro punto che volevo, sottolineare stasera. L'Apostolo Paolo era talmente sicuro di quello che stava parlando, era talmente sicuro esattamente di quello che aveva vissuto,
che lui stava dicendo che se anche un angelo dal cielo annunciasse un Vangelo diverso da quello che lui aveva, annunciato, che doveva essere proprio messo da parte. E forse oggi tanti di noi abbiamo questa difficoltà di essere più sicuri di quello che diciamo, di essere proprio coraggiosi, di dire esattamente: guarda che la Bibbia è la mia regola di fede e pratica, che per un cristiano deve essere così, o no? O almeno dovrebbe essere così. E nel momento in cui i problemi praticamente arrivano nella nostra vita, dobbiamo usare la Bibbia come questa regola di fede e pratica. Perché vi sto dicendo questa cosa? Per tante persone magari la Bibbia è soltanto un libro di storia, che è difficile di fare la traduzione, che è difficile magari di capire, che è difficile per tanti altri motivi. Però per un cristiano la Bibbia deve essere appunto la nostra regola di fede e pratica. La Bibbia, noi dobbiamo capire che la Bibbia è infallibile, che la Bibbia è inerrante. Quindi, se quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo era in base esattamente a un'esperienza che lui aveva vissuto col Signore, e quello che noi vedremo un po' più avanti, è che quello che lui stava dicendo, lui era esattamente sicuro di quello che stava dicendo. E adesso vi lascio una domanda. Quanti di noi siamo proprio sicuri che quello che noi stiamo dicendo è la cosa giusta, quando qualcuno ci chiede qualcosa? Scusa, ma faccio un esempio. Ma Miguel, cosa dice la Bibbia per quanto riguarda, non so, i tatuaggi? Miguel, cosa la Bibbia dice per quanto riguarda le bibite alcoliche? Cosa la Bibbia dice per quanto riguarda il matrimonio? Miguel, cosa dice la Bibbia per quanto riguarda il battesimo? Nel momento in cui andiamo a rispondere a queste domande, siamo proprio sicuri di quello che noi stiamo rispondendo e che noi stiamo dicendo esattamente quello che dice la Bibbia? Tornando al punto, è importante che tutti noi studiamo la Bibbia. È importante che tutti noi avremo proprio sto contatto con la Bibbia. E vado oltre. È importante che tutti noi rafforziamo sempre che noi qua stiamo camminando con i discepolati. Che cos'è il discepolato? È fare dei discepoli, che è esattamente quello che la Bibbia ci insegna e soprattutto è la visione di quest'anno per la nostra Chiesa. Matteo 28, capitolo 18, versetto 28, versetto 18, che dice che noi dobbiamo andare e fare dei discepoli. Non è soltanto predicare il Vangelo, ma fare dei discepoli. E cos'è il discepolo? È uno che assomiglia al suo maestro. Ma chi è il nostro maestro? Gesù Cristo. Quindi, per essere esattamente una persona che si assomiglia a Gesù Cristo, dobbiamo camminare insieme. Quindi, rafforzo l'invito. Chi vuole camminare insieme e soprattutto avere questo periodo di discepolato, noi stiamo camminando col discepolato. Rafforzo un'altra volta l'invito, perché è stato detto, l'anno scorso se non mi sbaglio, ma se c'è qualcuno che ha proprio bisogno di camminare insieme, potete cercare me o qualsiasi persona qua della Move, che noi saremo a disposizione. Ma la cosa bella da vedere qua era la sicurezza che l'Apostolo Paolo aveva in quello che lui credeva. Perché anche noi dobbiamo essere così. Dobbiamo avere la Bibbia come la nostra regola di fede e pratica, che è infallibile, inerrante, e che noi dobbiamo usarla sempre, essendo cristiani, per rispondere a qualsiasi domanda quando le persone vengono a chiederci qualcosa. Il terzo punto è che dobbiamo capire esattamente il versetto 10. Leggiamo il versetto 10. Dice così: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Io per tanti anni ho capito sbagliato questo versetto qua. Perché magari tanti di noi pensiamo così: non guardo in faccia a nessuno, a me non mi interessa quello che pensano gli altri, devo, gradire il Signore. Ma non è proprio così. Quello che il versetto sta dicendo
è che lui, Paolo, usa questo termine qua, l'espressione compiacere gli uomini, perché era proprio riguardo a quelle persone che lui stava indirizzando la sua lettera. E fate attenzione qua, a quel tempo, nella Grecia, compiacere agli uomini era appunto una tecnica retorica superiore. Cosa vuol dire? Vuol dire che i greci credevano che per convincere qualcuno di qualcosa dovevano gradire, soprattutto compiacere determinate persone o qualcuno. È la stessa cosa, ad esempio, io arrivo, non so, faccio un esempio, dalla mia moglie, prendo sempre lei, no, poverina, e per convincerla di qualcosa la regalo, non so, un braccialetto, gli orecchini, per convincerla appunto di quello che voglio io. I greci in quell'epoca avevano appunto questo metodo, cioè loro dovevano compiacere le persone appunto per convincere di quello che loro volevano. È come un figlio, no? Che vuole qualcosa dai suoi genitori e inizia a lavare i piatti, inizia, papà, ma tu vuoi che io faccia qualcosa qua dentro casa? Vuoi che, sai, scopro per terra? Vuoi che io pulisca, sai, la tua macchina? Cioè, vuoi che faccio qualcosa? E la risposta del papà in quel momento cos'è? Cosa vuoi da me? O non è così? Cosa vuoi da me? Quindi, quello che Paolo stava dicendo è che la società in quel periodo era una società antropocentrica, che l'uomo era messo proprio al centro, che Dio non era il centro. Io non so voi, ma io vedo oggi una società molto antropocentrica, dove Dio è proprio messo da parte, dove magari quelle eresie che abbiamo studiato nelle scorse lettere, soprattutto quello che abbiamo visto negli scorsi culti, è che l'uomo deve essere proprio compiaciuto. E tutte queste false eresie che noi vediamo oggi è perché le persone sono proprio così, dicono cose che piacciono sia a noi sia alle altre persone, appunto per convincerci di fare una determinata cosa. E Paolo cerca quindi di trasmettere a loro che lui non era solo un'altra filosofia. Lui stava dicendo che, come vi ho detto prima, il suo Vangelo veniva dal cielo. E perché sto dicendo che io credo che oggi la nostra società è molto antropocentrica? Perché io non ho visto, sai, così tanto una cultura dove le persone vanno in palestra e vogliono proprio quella cultura del corpo. Ma non è sbagliato fare questa cosa, capito? Non sto dicendo che è sbagliato andare in palestra a fare dieta, ma sto dicendo che le persone a volte fanno questo in maniera, sai, sbagliata. Vanno a cultuare il loro corpo, piuttosto di cultuare e mettere Dio al centro. Quello lì diventa il loro Dio e tutto quello che diventa il Dio è sbagliato nella nostra vita. È il Signore che deve essere il nostro Dio. Quello che Paolo stava dicendo è che loro avevano anche quella, diciamo, sembianza con anche i loro dei. Vi ricordate, no? Che i loro dei avevano anche la fisionomia, proprio la morfologia di uomini, perché loro erano proprio cultuati, cioè era una roba pazzesca. E anche oggi, se noi vediamo, le cose sono magari un po' cambiate. Perché? L'idea è che le persone devono essere fitness, no? Devono essere, cioè, persone sane, non è proprio quella adesso di andare in discoteca, di fare una serata in discoteca e il giorno dopo essere proprio a letto perché non riescono nemmeno ad alzarsi. No, adesso le persone vanno a letto presto, si svegliano presto, fanno una corsetta, non so, vanno in palestra, bicicletta, perché adesso è cambiato un po' le cose. E perché sto dicendo, torno a ripetere, non sto dicendo che questo è sbagliato, sto dicendo che tante volte questo fa diventare una persona egoista, perché guarda se stesso. E torno a ripetere, non è sbagliato è mettere questo come priorità, ma non come priorità di vita, ma priorità nel nostro cuore. Perché quello che Paolo stava andando a combattere è che la legge porta la persona a pensare a se stessa e lo spirito porta a pensare in Gesù Cristo. Ma come? La legge, se io adesso
penso che la legge mi porta a pensare che devo fare la circoncisione, che devo guardare il sabato, io sto guardando per i miei meriti e non per quello che Gesù ha fatto per me. I giochi olimpici sono nati dove? In Grecia. Quindi pensate com'era bello avere appunto questa idea di avere una competizione tra me e il mio fratello. Ma guarda che io quel sabato là ho fatto molto meglio di te. Ho seguito la legge molto meglio di te. Io sono più bravo di te, perché in quel sabato là io non ho mangiato maiale. Tu sì. Questo che la legge ci porta a fare. E quello che Paolo stava dicendo è tutta un'altra cosa. Se qualcuno vi ha comprato, vi ha acquistato per un prezzo molto prezioso, per il sangue, adesso tutti noi siamo uguali. Non c'è merito qua. Io sono uguale a chiunque di voi. Perché adesso non c'è più, e questo è il vero Vangelo che Paolo sta dicendo, adesso voi dovete pensare che Gesù Cristo ha fatto tutto per voi. Voi non dovete fare niente, dovete soltanto credere. Ma quello che dovete fare è pensare che adesso tutti quanti sono uguali. Perché non c'è meritocrazia. C'è cristologia. È quello che lui ha fatto per noi. Quindi la legge portava le persone a pensare che loro dovevano essere proprio competitivi tra di loro. E perché una società antropocentrica così fa male? Perché siamo delle persone che vogliono sempre avere quella accettazione dalla parte degli altri. Oggi viviamo in una società dove tutti noi vogliamo essere accettati di tutti quanti. E questo non ci porta ad avere appunto un'opinione. O questo, cioè, è solo una cosa che io l'ho percepita. Cioè, essere oggi una persona che non dice una determinata cosa mi porta a essere più rispettoso, mi porta a essere una persona politicamente corretta. No, io devo avere un'opinione, non è sbagliato avere un'opinione. E non sto dicendo che adesso devo avere proprio il musetto, devo essere... No, ma non devo avere paura di dire esattamente a quello che credo. Magari noi siamo della società che adesso abbiamo bisogno dei like, dei commenti, di essere proprio accettati, cioè di tutte le persone. Perché se una persona non pensa, cioè, che io sono bravo così, perché io sono... No, dobbiamo mettere proprio Gesù Cristo al centro. Perché la legge porta esattamente questa idea di che l'uomo è al centro di tutto. Perché dobbiamo vivere sempre per i nostri meriti. Ma questo non è il vero Vangelo. Il vero Vangelo, la Chiesa vera, è quella che mette sempre Gesù Cristo al centro di tutto. E perché la legge quindi era quello che loro cercavano di insegnare? Perché portava il controllo all'uomo, che è esattamente quello che il peccato fa nella nostra vita. Il peccato prende questo controllo nella nostra vita e ci fa fare esattamente quello che in teoria noi non vogliamo, che è quello che l'Apostolo Paolo dice nel capitolo 7 di Romani. Quindi la legge ci porta a fare esattamente quello che noi vogliamo. Perché? Perché siamo al controllo. Nel momento in cui io capisco che Gesù ha fatto tutto per me, io perdo il controllo. Perché adesso siamo uguali. E la cosa bella è che l'Apostolo Paolo va sempre a associare la legge col peccato, esattamente per quello. E più avanti, non faccio degli spoiler, vedremo perché lui fa questa cosa qua. Guarda, ho parlato anche in dialetto, lui. E perché esattamente ho detto di questa cosa che noi siamo una società antropocentrica? Vi porto dei dati, ok? Ho fatto una breve ricerca della Organizzazione Mondiale della Sanità. Uno dei problemi più importanti negli ultimi tempi è la necessità di accettazione, come vi ho detto prima. Purtroppo questa cosa si aggrava ancora di più quando prendiamo in considerazione i social. Perché? Questi sono i dati, ok? Della Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il suicidio rimane un esito devastante, causando circa 727.000 morti nel solo 2021. 2021, sto parlando di 5 anni fa. Rappresenta una delle principali cause di morte tra i giovani, in tutti i paesi e contesti socio-economici. Nonostante gli sforzi globali, i progressi nella riduzione della mortalità per il suicidio sono insufficienti per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre 1/3 i tassi di suicidio entro il 2030. Nel mondo circa una persona su 8 soffre di un disturbo della sfera mentale. 1 su 8. La pandemia ha aggravato ancora di più la situazione. In particolare per quanto riguarda depressione e ansia, il loro impatto è cresciuto rispettivamente del 28 e del 26% dopo la pandemia. Ragazzi, 28% è tanto. Stando ai dati OMS, nel 2019 970 milioni di persone nel mondo soffrivano di disturbi mentali, il 52,4% dei quali donne. Quindi le donne soffrono di più su questa cosa. Nello specifico il 31% dei casi totali riguarda disturbi legati all'ansia, mentre il 28,9% combatti contro la depressione. Ricordate, no? L'accettazione che vi dicevo prima? Uno che si prende il telefono, Madonna, ma cosa stanno dicendo di me? Aspetta che adesso vado a vedere i commenti. Ma perché questa qua non mi ha fatto il like nella mia foto? Ma perché? Siamo ansiosi. Abbiamo ansia. Mandiamo un messaggio e se la persona non ci risponde in 2 secondi, siamo proprio già, ma perché non mi risponde? È online, ma perché non mi risponde? È online. Dai, risponde. L'11% soffre invece di disordini dello sviluppo, mentre l'8% ha deficit di attenzione e di iperattività e il 15% circa dei casi riguarda disturbi come bipolarismo. Come vi ho detto prima, abbiamo questa necessità. Potete alzarvi in piedi, invito il mistero di lode, così finiamo. I problemi mentali non riguardano soltanto a un paese che non è, sviluppato in maniera economica. Il paese con più suicidi in Europa è la Groenlandia. Sono 87 casi su 100.000, sono tantissimi. E l'Italia non è fuori di questa situazione. Perché sto dicendo questa cosa? Noi dobbiamo avere una chiesa, una teologia cristocentrica, teocentrica, dove noi usciamo da questa posizione e mettiamo Gesù Cristo al centro di tutto. Come vi ho detto, oggi è sbagliato avere un'opinione. Quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo è che lui non doveva proprio compiacere agli uomini, perché compiacere agli uomini non è proprio essere un servo di Cristo. Lui non era un'altra filosofia, lui stava parlando del Vangelo. Lui non era lì per compiacere le persone perché loro volevano ascoltare soltanto quello che lui aveva, in testa sua. Lui non doveva dare dei regalini, lui non doveva fare delle determinate cose solo perché loro volevano ascoltare quella determinata cosa. Il proposito del Vangelo è tirarci fuori da quella zona comfort e farci cambiare, farci capire che Gesù Cristo deve essere al centro di tutto. Avere questa opinione ben formata nella nostra vita non è proprio essere arrogante con una persona, non è proprio non guardare in faccia a nessuno, non è proprio pensare che adesso dobbiamo avere solo il musetto. No, non è questo. Avere un'opinione è difendere esattamente la nostra fede, è difendere esattamente in quello che noi crediamo. Avere un'opinione è arrivare alla nostra università, nella nostra scuola, cioè tra i nostri amici, e quando ci chiedono ma tu sei cristiano?
tu devi dire sì, sono cristiano. Ma scusa, ma tutte quelle cose là che i cristiani fanno, cioè amare il loro prossimo, amare a Dio sopra ogni cosa, cioè servire i più umili, voi fate queste cose? Sì, perché Lui è la persona più importante della mia vita. Non sono io la persona più importante. Quindi noi siamo la società più libera, ma di quello che abbiamo visto, i casi non solo di suicidio, ma di ansia, depressione, salgono ancora di più, pur essendo una società più libera. Come mai? Forse perché noi stiamo lasciando Gesù Cristo da parte. Forse perché noi stiamo ci mettendo proprio al centro di tutto, pensando solo a noi stessi, piuttosto di pensare sulla croce, su quello che Lui ha fatto. Perché quando noi pensiamo in quello veramente che Gesù ha fatto per noi diciamo che usciamo e lasciamo spazio solo per Gesù Cristo. Quando noi guardiamo per quello che Lui ha fatto nella nostra vita, capiamo esattamente che è soltanto attraverso il suo sacrificio che siamo qua. Non è per quello che ho fatto, non è per quello che merito, ma è per quello che Lui ha fatto. Quando noi guardiamo la croce, io posso guardare i miei fratelli e dire: facciamo parte della stessa famiglia, facciamo parte dello stesso regno, perché oggi non dipende di quello che io faccio meglio di te, ma dipende di quello che Lui sulla croce ha fatto per noi. Era questo che Paolo stava dicendo. Voi avete un Padre nel cielo. Voi avete una persona che ha dato la sua vita per amore di ognuno di noi. E questo ci porta appunto a pensare che la legge ci porta a pensare solo a noi stessi. Io oggi vorrei quindi finire con un versetto. Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 15 al versetto 17. Che dice così: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Un cristiano va nella contramano del mondo. Un cristiano cammina secondo il vero Vangelo. Un cristiano parla del vero Vangelo. Un cristiano non dice una determinata cosa solo per ingrandire cioè per far diventare una persona più bella, cioè più intelligente. No, un cristiano dice la verità. E la verità del Vangelo è questa qua: che Gesù Cristo è morto, ha consegnato la sua vita, e che noi dobbiamo avere ben chiaro questa cosa nella nostra vita e dobbiamo esprimere la nostra opinione attraverso quello che noi crediamo che è la Bibbia. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per questo momento, che tutto quello, Signore, che noi abbiamo ascoltato questa sera, che sia proprio, Signore, di utilità nella nostra vita, affinché possiamo, Signore, cambiare, affinché possiamo, Signore, usare e applicare nella nostra vita. Grazie, Signore, per tutto quello che stai facendo nella nostra vita. Grazie per questo Vangelo che dimostra esattamente che Tu sei il nostro Padre, che Tu sei, Signore, la persona più importante, che non ci sono, Signore, meriti del Tuo regno, ma che noi siamo stati, Padre, comprati per un prezzo altissimo. Quindi grazie, Signore, grazie perché Tu sei il nostro Dio, Tu sei il nostro Padre, Tu sei il nostro amico, Tu sei il nostro Signore. Nel nome santo di Gesù, così Ti ringraziamo. Amen.
Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Questa generazione che ha scelto di servire Dio e ha fede in Lui, ha fede in Lui. Sappiamo che il risveglio verrà se noi preghiamo Dio e lo invochiamo con tutto il cuore. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Tu sai cambiare il cuore. Cambiami, Signor, cambia il mio dolore. Fa che la tua volontà sia fatta in me. Fa che ami come te. Apri gli occhi miei che io veda tutto ciò che ho è tuo per sempre. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna su nei cieli. Osanna su nei cieli. Amen. Vi rubo soltanto 2 secondini per gli annunci, momento che so che aspettate con molta ansia per ogni fine del culto, che anche le persone a casa lo aspettano con ansia, tutti distesi sul divano, oppure chi magari è disteso a letto, chi magari ne ha approfittato per il fatto di essere a casa per farsi un pisolino durante la predica. Noi ci ridiamo, noi ci scherziamo sopra, ma c'è gente che ogni tanto ne approfitta lì sul divano, la TV accesa, e magari ne approfitta per dare un piccolo coso. Vergogna, fioi. Venite in chiesa che così non vi viene sonno. Allora, per stasera abbiamo i nostri carissimi piccoli gruppi, ok? Quindi le ragazze dopo il culto potranno seguire... Dove sia? L'ho perso. No, Monique. Monique, dov'è Monique? Basta, se n'è andata, se si rifiuta. Vabbè ragazze, per chi non conoscesse Monique, chiedete in giro che qualcuno ve le indicherà, ok? Invece i ragazzi, gli uomini, saldi, forti nella fede, potranno seguire PH.
Il frase ha letteralmente fatto la sigla, cioè non so. Incredibile. Ok, allora, dai, andiamo abbastanza veloci perché sennò qua facciamo nottata. Domani mattina, per chi volesse partecipare all'incredibile matrimonio di Emanuele e Alessia, chiedo o la marcia nuziale o niente, fra. Non so. Chiedo cortesemente che possiate arrivare qua all'incirca verso le 10:15. Ci saranno tante persone, non so in che situazione sarà il parcheggio qua davanti, quindi se volete posto per parcheggiare venite qua prima, se volete posto per sedervi venite qua prima, ok? Poi abbiamo invece sabato 21 febbraio ancora altre feste. Qua facciamo solo feste, ci troviamo solo per mangiare. Il baby shower di Elena, ok? Figlia di Marzia. Perciò casualmente anche figlia di PH, per chi non l'avesse capito. Perciò sabato 21 alle 3, ok? Siete tutte caldamente invitate, portando sempre qualcosina, mai presentarsi a un baby shower a mani vuote, a meno che non siate lì per fare qualcosa, per lavorare, ok? Quindi sabato 21 alle 3. Il sabato dopo, sabato 28, l'ultimo di questo mese, sì, oggi questo non è una di questo mese, oggi è il 31, yeah! Il 28 febbraio invece saremo su a Belluno per fare un'evangelizzazione. Per chi non sapesse cos'è può chiedere, ne abbiamo già fatte diverse su a Belluno. L'informazione che però voglio lasciarvi stasera è che ci sarà il culto su a Belluno alle 6 di sera, ma non toglie che ci sarà culto anche qui alle 6:30, ok? Perciò se purtroppo quel sabato sei impossibilitato nel pomeriggio a recarti a Belluno o anche in serata a recarti alla chiesa su in Belluno, comunque avremo culto qua alle 6:30. L'idea è fare il possibile per andare su a Belluno e per partecipare insieme ai nostri fratelli bellunesi. Per chi è trevigiano, ogni tanto farsi 2 passi e visitare il Sinistra Piave. Sì. Il terzo stasera che me lo dice. Che bello ricevere i messaggi forte e chiaro. Ok? Poi abbiamo il nostro incredibile campeggio Now You See Me dal 22 al 24 maggio. Stasera è l'ultima possibilità per iscriversi pagando 5 rate da 26 euro. Ok? 5 rate da 26 euro. Se volete fare questa cosa, oggi è l'ultima possibilità. Potete rivolgervi a Liziane, che stasera raccoglierà lei le iscrizioni. Per chi è impossibilitato a pagare in cash, hard cash, abbiamo il POS, tranquilli, un modo per prenderci i vostri soldi, lo troviamo, ok? Grazie a Dio. No, sto scherzando. Ok? Perciò stasera ultima possibilità. Se vi iscrivete domani sono 4 rate. Se vi iscrivete il mese dopo sono 3. Se vi iscrivete il mese dopo ancora, non lo so, pagate di una botta unica. L'importante è che entro il 10 maggio abbiate consegnato i vostri soldi, ok? Se avete domande riguardo al luogo, alla località, alla vostra età e quant'altro, potete rivolgervi a ciascuno dei nostri giovani, che di sicuro vi sapremo indicare le informazioni più appropriate. Ok? Poi cantiamo un'ultima canzone per finire. Prima di andare nei piccoli gruppi, io avrò bisogno dell'aiuto di 1, 2, 3, 4 e 5. Non so perché l'ho detto in un'altra lingua. Ok, che mi dovete aiutare poi per fare una roba, preparare una roba per domani. Tutto chiaro, tutto a posto? Sono riuscito a dire tutto stasera? No? Sì? Ah, ok, vi prego di non abbandonarci perché giustamente è l'ultimo del mese, no? Abbiamo un momentino speciale dopo la canzone. Sì, dopo la nostra ultima canzone.
forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei sempre, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei sempre, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, mi difenderai, custodirai la mia vita. Tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei sempre, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, mi difenderai, custodirai la mia vita. Oh, oh, Lindo. Bene, dato che è l'ultimo del mese, abbiamo questa bellissima tradizione di festeggiare tutti i nostri compleanni di gennaio, perciò chiedo gentilmente ai miei aiutanti di poter venire qua davanti con la nostra bellissima lavagna e soprattutto chiamo i festeggiati, perciò tutti voi che avete compiuto gli anni a gennaio, non importa quanto vi vergognate, Yasmina, prega un passino avanti, Gabi, Sara, tutti voi che avete compiuto gli anni a gennaio. Se ho dimenticato qualcuno e sei presente qua in sala, per favore, puoi venire avanti per poi mangiare la nostra bellissima torta, anche per il... dopo i nostri piccoli gruppi. Prego, prego, Sara. Prego, prego. Prego, prego, prego. Ok? Pronti? Ah, eccolo là, l'altro di gennaio. Mamma mia, pieni, siamo pieni a gennaio, è incredibile. Fortissimo, Fra, fortissimo. Bravo. Addirittura. Mamma mia, qua ci stiamo cosando ogni giorno. La foto. La foto, guardate tutti Lucas, per la foto, esatto, ottimo, guardate tutti gli altri 20 telefoni che vi stanno guardando, aiuto, non so quale guardare, ok, sì, perfetto, anche Eric sta facendo una foto, perfetto, non so più chi guardare, aiuto, spero che state sorridendo tutto questo tempo, sì, ottimo,
Possiamo cantare? Sì? Ce lo permettete? Ok, grazie. Perciò tutti quanti in coro, tanti auguri. Viva! Non vi possiamo lasciare subito però ancora andare via. Io è meglio se scendo perché sennò qua zemassa, ok? Ma prima vorrei chiedere una pregherina anche da parte di tutti i presenti per queste bellissime persone che abbiamo qua nel nostro Aga Move, cui Dio ci ha donato in questo mese di gennaio. Perciò preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per la vita dei nostri fratelli che vogliamo festeggiare in questo momento. Ti ringraziamo per tutto quello che hai dato e li hai donato, Padre. E ti chiediamo che tu li possa benedire ancora con molti altri anni di vita, che loro possano continuare a seguire il tuo cammino, la tua strada, possano essere fieri di avere un'opinione come abbiamo visto questa sera. E ti chiediamo, Padre, che tu possa continuare a darci altri tuoi figli per poter festeggiare mese dopo mese. Tutto questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Auguri! Ottimo. Piccoli gruppi. E mi soffiare le candeline. Non avete ancora soffiato le candeline? Dobbiamo cantare tanti auguri di nuovo? Com'è la procedura? Non lo so, non mi è mai successo sta cosa che non soffiassero la candelina. Tutti vicini? Tanti auguri a te. Viva! Ora possiamo andare per i nostri piccoli